Seggi aperti domani dalle 7 alle 23. Ad Agrigento la prefettura al lavoro per quanto riguarda i risultati trasmessi dai seggi. Anche la Valle dei Templi interessata all'iniziativa. Al centro commerciale Valle dei Templi il Lions Club dona occhiali usati. Buongiorno da TVA Notizie. Oggi giornata di pausa e di silenzio in attesa delle ore 7 di domani, quando apriranno i seggi. Ricordiamo che si vota solo domani dalle 7 alle 23 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato e in Sicilia per eleggere il Presidente della Regione e i deputati regionali. Saranno 4 milioni e mezzo i siciliani chiamati alle urne. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Domenica 4 milioni e mezzo di persone saranno chiamate alle urne per votare anche il Presidente della Regione. 1000 sono i candidati che si contenderanno i 70 posti di deputati all'Assemblea regionale siciliana. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì prossimo 26 settembre a partire dalle ore 14. Domenica 25 settembre, insieme alle elezioni politiche dalle 7 alle 23, i residenti in Sicilia potranno votare anche per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Gli aspiranti alla poltrona di governatore sono 6, le liste ben 137. I candidati a diventare deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono oltre 1000 per appena 70 seggi da assegnare. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26 settembre a partire dalle ore 14. I candidati alla presidenza della regione sono Renato Schifani, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Prima l'Italia, Salvini Premier, Popolari Autonomisti, Democrazia Cristiana; Caterina Chinnici, sostenuta da Partito Democratico e 100 Passi per la Sicilia; Nuccio Di Paolo, ex capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea siciliana, candidato al Movimento 5 Stelle dopo la rottura dell'alleanza con il Partito Democratico. Quindi Gaetano Ormao, ex assessore della Giunta Musumeci, è il candidato di Azione Italia Viva. A seguire Cateno De Luca, il candidato indipendente sostenuto da Sicilia Vera, De Luca sindaco di Sicilia, Sud chiama Nord, Orgoglio Siculo, con Cateno, Basta Mafie, Terra d'Amuri, Giovani Siciliani, Autonomia Siciliana, Impresa Sicilia, Lavoro in Sicilia. Quindi per ultimo Eliana Silvia Saturnia Esposito, detta Eliana, sostenuta dalla lista Siciliani Liberi. Il sistema elettorale prevede un solo turno. I 4.606.564 cittadini siciliani si trovano davanti a una scheda unica, ma l'elettore dispone di 2 voti, uno per la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta della lista provinciale, e in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale. Nel caso in cui non venga espresso alcun voto per una delle liste regionali, il voto validamente espresso per una lista provinciale si estenderà automaticamente anche alla lista regionale collegata. È prevista quindi la possibilità di esprimere il voto disgiunto. L'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro, quindi è possibile tecnicamente esprimere una preferenza per un deputato all'ARS e una preferenza per un candidato alla presidenza della regione, appartenente a uno schieramento politico differente. Per l'elezione dei 70 deputati dell'Assemblea regionale siciliana, cosiddetta ARS, viene adottata la seguente ripartizione: 62 seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5% a livello regionale. 16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna. Un seggio spetterà al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze, un seggio spetta al candidato alla presidenza della regione eletto, 6 seggi vengono assegnati all'interno della listina regionale del candidato presidente, cosiddetto listino. È una lista bloccata che funziona da premio di maggioranza e consente alla coalizione collegata e al presidente della regione eletto di ottenere al massimo 42 seggi all'ARS.
I seggi non utilizzati sono distribuiti con un criterio proporzionale alle liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento. È proclamato presidente della regione il capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti validi. È proclamato presidente della regione il capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti validi. Domenica 25 settembre all'interno del portale elezioni.regione.sicilia.it sarà fornito il dato di affluenza alle urne alle ore 12. 19:23. Lunedì 26 settembre invece i dati relativi alle operazioni di scrutinio man mano verranno trasmessi dal Dipartimento delle Autonomie Locali delle prefetture territorialmente competenti. Lunedì a partire dalle 16 TVA seguirà lo spoglio che riguarda le regionali con il consueto non stop elettorale con ospiti in studio. In occasione dell'appuntamento elettorale del 25 settembre prossimo per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana e il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, il servizio elettorale della Prefettura di Agrigento comunica che farà confluire in tempo reale sul proprio sito istituzionale i dati e i risultati delle anzidette consultazioni elettorali. Pertanto le informazioni relative all'andamento delle operazioni, comunica la Prefettura, di voto e degli scrutini delle elezioni politiche potranno essere consultati sul sito della stessa Prefettura all'indirizzo www.prefetturait.agrigento che rimanda alla pagina eligendo elezioni interno.gov.it del sito istituzionale del Ministero dell'Interno, ove saranno pubblicati i dati relativi all'affluenza ai seggi elettorali alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23, nonché lo scrutinio che inizierà subito dopo la chiusura delle urne alle ore 23, che sarà in costante aggiornamento in tempo reale fino al termine delle operazioni. Altro capitolo per elezioni regionali sullo stesso sito della Prefettura, che rimanda al portale elezioni.regione.sicilia.it. Verranno pubblicati la domenica 25 settembre i dati di affluenza alle urne dei votanti e lunedì 26 settembre i risultati delle operazioni di scrutinio che inizieranno alle ore 14 e che saranno costantemente aggiornati in tempo reale fino al loro termine. Oggi e domani le giornate europee del patrimonio che interessano anche la Valle dei Templi. Dal 1991 le giornate europee del patrimonio sono un appuntamento fisso con l'arte e la cultura. Si svolgono da sempre nell'ultimo weekend di settembre e quest'anno sono srotolate sul tema della biodiversità e della conservazione. Quindi oggi e domani si svolgeranno le giornate europee del patrimonio. Anche la Valle dei Templi di Agrigento, Selinunte e Segesta, il Museo Archeologico Salinas e Palermo apriranno i siti notturni al prezzo politico di €1. Ad Agrigento l'acqua e i suoi metodi di conservazione, la sua straordinaria capacità di preservare la vita, la biodiversità, sono il filo conduttore di questa esperienza. Sabato 24 settembre alle ore 17 al Museo Archeologico Pietro Griffo sarà possibile prendere parte alla visita dello straordinario ipogeo Giacatello, cavità cisterna scavata nella roccia sostenuta da 49 pilastri. La visita guidata sarà condotta dagli archeologi di Coppe Culture, gli speologi dell'Associazione Agrigento Sotterranea, mentre a seguire i partecipanti avranno l'opportunità di degustare i prodotti del marchio Diodoros dopo aver visitato il vicino agrumeto curato dall'Associazione Filì, vero scrigno di biodiversità all'interno della Valle dei Templi. Anche il Parco Archeologico di Segesta apre gratuitamente il sito in notturna. La Coop Cultura ha organizzato speciali percorsi guidati dalle 10 di stamattina dal tema Vivere da segestani come Radia. Si salirà a piedi nella biglietteria della Casa Navarra, la lussuosa abitazione romana del I secolo appartenente al Navarra Eclilio, personaggio storico del quale parla Cicerone nelle vetrine. Quindi al fine Palermo, il Museo Archeologico Salinas di Palermo, stasera sarà aperto dalle 20 a mezzanotte con un biglietto di €1. Anche l'iniziativa Un Museo Sostenibile visita il gioco per bimbi dai 5-10 anni che si concluderà con il laboratorio didattico creativo alla scoperta del museo più antico della Sicilia. Un'opportunità insomma per apprendere in maniera divertente la storia del Salinas e delle sue collezioni.
Quindi la visita in serata del patrimonio culturale sostenibile, un'eredità per il futuro, un percorso didattico che affronterà il tema dell'importanza delle operazioni di conservazione, restauro, riuso e recupero dei materiali. Alla fine del percorso sarà anche offerto un calice di vino siciliano nel chiostro del museo. Prestigioso palcoscenico per Agrigento in occasione del convegno per il primo anno di attività del progetto Genesi, Arte e Diritti Umani, che si è tenuto a Roma presso l'Associazione Civita, alla presenza tra gli altri del Ministro della Cultura Dario Franceschini. Il progetto Genesi ha percorso l'Italia da nord a sud. Straordinario il successo ad Agrigento dal 5 al 4 settembre. Iniziativa del Lions Club di Agrigento al centro commerciale Valle dei Templi. Arturo Cantella. Piccolo gesto, un grande dono qui al centro commerciale. Il Lions Club oggi con l'iniziativa di donare un paio di occhiali usati, una iniziativa importante non solo per il Lions Club Agrigento ma anche per i suoi beneficiari. Sì, donare occhiali usati significa fare un gesto importante per aiutare persone che in tante parti del mondo non possono permettersi di comprare un paio di occhiali, e noi siamo qui per dimostrare che con la solita solidarietà e con la solita generosità possiamo fare qualcosa di pratico. Gli occhiali poi vengono inviati ad un centro che li sanifica e li rismista e li fa arrivare in tutte le parti del mondo, e questa è la grande forza dei Lions: partire dalla nostra periferia, da un pezzo del sud d'Italia, e fare arrivare un gesto importante in tutte le parti del mondo. Sono contento come Presidente del Lions Club Valle dei Templi di poter aprire questa campagna che si concluderà alla fine dell'anno sociale. Ringrazio tantissimo il direttore del centro commerciale Valle dei Templi, che ci ha permesso attraverso questo corner di poter incontrare tante persone e di sensibilizzarle su questo tema. Le scatole verranno anche donate ad alcuni centri ottici, per chi lo vuole, insomma può anche donarli oltre questo momento. Devo dire che è stato molto bello, perché appena si è diffusa la notizia che noi apriamo la campagna, tantissime persone ci hanno contattato, ci sono tantissime persone che vogliono donare gli occhiali e che hanno capito qual è il senso dell'iniziativa, quindi cercheremo di diffonderlo a macchia d'olio dappertutto, e cercheremo anche di ottenere un numero di occhiali quantitativamente importante. Un'iniziativa importante che il Lions Club si affranca, quella di raccogliere gli occhiali usati. Oggi lei è presente qui presso lo stand del Lions Club Agrigento Valle dei Templi al centro commerciale. Certo, questo è un service, uno di quelli proprio importantissimi, che non altro perché vanno oltre il confine del territorio, perché in effetti non si può limitare l'azione dei Lions solo nel territorio. Per essere completa deve andare anche oltre e cercare di tenere sempre presente quella che è il Lions Club International, la nostra fondazione, perché tramite la fondazione che noi raggiungiamo le persone in tutte le parti del mondo, e ovunque noi andiamo incontriamo bambini che hanno bisogno di occhiali, o anziani che hanno fame, o semplicemente anche bisogno di affetto. Ovunque andiamo troviamo questi amici, questo è l'orgoglio che ci unisce, che ci fa stare tutti insieme e che ci ha resi leader mondiali nel servizio umanitario. Quanto è importante questa iniziativa? Questa iniziativa è importante perché riguarda la vista e la donazione degli occhiali usati, e oggi il club Agrigento Valle dei Templi è sceso in campo e ci si ritrova al centro commerciale Città dei Templi, che collabora con questo club per sponsorizzare e per organizzarsi per la raccolta degli occhiali usati, che saranno poi mandati a Chivasso
spediti dal Presidente a Chivasso e saranno ripuliti, selezionati, riposizionati e ridistribuiti. Sicuramente il Presidente ha pensato in questa attività, in questo servizio, ad una comunità molto più lontana che può averne bisogno, ma non sempre è così, perché spesso il grido di aiuto arriva anche dalle nostre comunità e quindi Chivasso ha funzionato nel tempo anche le nostre comunità. Da ieri a Pergusa, con il patrocinio del comune di Enna, c'è la scala della legalità con i nomi dei caduti per mafia, tra cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e gli agenti della scorta. A realizzare la scala è stata Oriana Facchinetti. L'opera vuole essere un messaggio ai cittadini di Pergusa per non dimenticare. All'inaugurazione erano presenti il questore di Enna, Corrado Basile, e ufficiali dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Il parco avventura Il Boschetto di Ioppolo Giancaxio apre a nuove attrazioni per tutte le età. Vediamo. Il parco avventura Il Boschetto a Ioppolo Giancaxio amplia l'offerta e apre nuove attrazioni per tutte le età. Grazie per l'appunto al comune di Ioppolo Giancaxio, in collaborazione con il Galsicani, che da diversi anni intrattengono dei percorsi di sviluppo reale del territorio, creando non solo infrastrutture ma posti di lavoro e un indotto per tutto il territorio. All'interno del Parco Natura sono disponibili un percorso baby per i bambini più piccoli, un percorso viola con una serie di zip line, arrampicata su albero e power fun, un lancio adrenalinico da più di 10 metri di altezza che si vanno ad aggiungere ai precedenti servizi. Il Parco Avventure è ormai diventato un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono passare una giornata di divertimento immersi nella natura a Ioppolo Giancaxio. Il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi di Agrigento aderisce alla Giornata Europea delle Lingue che, su iniziativa del Consiglio d'Europa di Strasburgo, viene celebrata il 26 settembre. Lo scopo della giornata è quello di richiamare l'attenzione sulla diversità linguistica e culturale dell'Europa. Nuovo asilo nido a Palma di Montechiaro. C'è il servizio. È stata inaugurata la nuova sede dell'asilo comunale di Villaggio Giordano a Palma di Montechiaro. Un altro filo con la storia verrà finalmente ricucito. Il nuovo asilo nido comunale è un luogo magico, sicuro, confortevole e completo di tutti i servizi, volto a garantire al meglio la sicurezza, la formazione e l'inclusione. È anche l'unico asilo nido di Palma di Montechiaro costruito nel medesimo quartiere, non è mai stato messo in funzione ed è stato adibito a sede del commissariato della polizia. Si leggeva in riferimento proprio a questa struttura una relazione della commissione d'inchiesta parlamentare sulla nostra provincia istituita negli anni 70. Questo afferma il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Oggi è un momento importantissimo, perché al di là che finalmente i nostri bambini avranno un asilo nido con tutti i servizi, nuovo, rinnovato e con tutta la possibilità di crescere in salute, ma è fondamentale ed è bello ed è importante il fatto che ciò avvenga in questo luogo, perché grazie a Dio voi questo ricordo non ce l'avete e non lo dovete mai più avere, ma noi che siamo un po' più grandicelli ce lo dobbiamo ricordare. Anni fa, in un periodo molto triste, il commissario della Commissione parlamentare antimafia venne a Palma e disse che l'umanità a Palma era così sospesa e così perduta che financo un asilo nido era stato trasformato in commissariato di polizia di Stato. Aver riportato questo luogo in asilo nido, quindi che guarda al futuro, testimonia che Palma, anche se lentamente e con mille difficoltà, sta procedendo in quel cammino di rinascita che tanto era agognato. Dobbiamo sempre ricordare che se avessimo avuto strutture di questo tipo, se lo Stato fosse stato presente, anche molti nostri concittadini non avrebbero
perduto la vita da uno all'altro o non l'avrebbero perduta scegliendo la via del male. Io ho avuto il privilegio e la fortuna di portare il mio saluto anche nelle carceri, anche nei luoghi tristi, e lì vi posso garantire che se lo Stato, se tutti coloro che avessero dovuto fare il proprio ruolo fossero stati presenti, probabilmente molti dei nostri concittadini avrebbero fatto una scelta di vita anziché una scelta di morte. Ma oggi è un momento di gioia, ci riserviamo di intitolarlo questo asilo nido e vogliamo fare una scelta corretta insieme al gruppo Io Sono Palma, perché questa iniziativa ha raggiunto questo traguardo grazie all'aiuto della mia squadra di assessori, del Consiglio Comunale qui rappresentato dal Presidente del Consiglio Domenico Scicolone, ma faceva parte e fa parte del programma di Palma Capitale costruito con il gruppo Io Sono Palma, dove c'è Alfonso Di Vincenzo, Marina Vaccaro, Angela Rinollo e Peppe Todaro. Faceva parte di quel programma che la Giunta ha condiviso, che il Consiglio Comunale ha condiviso e che abbiamo portato avanti. Facciamo in modo che questo diventi un luogo di futuro. Dobbiamo avere fame di futuro. Viva questi bambini, viva Palma di Montechiaro. Guarda che stiamo aprendo. Io sono Rita è il titolo del libro che verrà presentato oggi alle 18:30 a Caltagirone, dedicato a Rita Atria, la 7ª vittima della strage di Via D'Amelio. Rita si è suicidata a Roma dopo aver appreso dell'uccisione di Paolo Borsellino. Conclusi gli spettacoli al Tempio di Giunone con Ugo Pagliai e Paola Gassman. Vediamo. Si è svolta ieri sera al Tempio di Giunone la rappresentazione classica Ovidio, il poeta relegato Metamorfosi dell'esilo, a cura di Daniele Salvo, che ha visto come protagonisti 2 monumenti del Teatro Nazionale come Paola Gassman e Ugo Pagliai, quindi 2 attori, Daniele Salvo e l'agrigentina Barbara Capucci. Nonostante la serata freddosa e ventosa, la rappresentazione è andata in scena regolarmente con un pubblico attento che ha seguito le scene. Lo spettacolo di ieri sera chiuderà gli eventi della Valle al Tempio di Giunone. Spoglia! Non credere che il fatto di avere come suocero Eolo ti garantisca l'incolumità. Non appena i venti liberati diventano padroni del mare, possono fare di tutto. Anche lui ne è sottomesso e non c'è terra, non esiste più cielo e acqua e tempesta ovunque. Portami con te. Se soffrirai, almeno soffriremo insieme. Insieme sopporteremo il destino. Insieme correremo sul mare. Di fronte a tali parole, Cece si commuove, ma l'ama e non vuole esporla ad un rischio, come non vuole neppure rinunciare a quel viaggio necessario. Allora le parla a lungo, cerca di consolare il suo animo assediato dalla paura, ma non la convince. Altre parole occorre che aggiunga. Ogni attesa è troppo lunga per chi si ama. Infinito è ogni istante che ci tiene lontani. Ma io ti giuro, per i fuochi di mio padre, che se il destino mi concederà di tornare, tornerò prima che la luna compia 2 giri completi. Quelle parole, cariche di promessa, le infondono speranza. Che si metta in mare una nave, dunque, la si armi con tutto ciò che serve. Ma alla vista di quella nave, Alcione inorridisce, come presaga del futuro. Piange, abbraccia il marito, infelice, con un filo di voce, gli dice addio. Poi il corpo le cede, sviene a terra, alza gli occhi umidi e scorge Cece in piedi sulla poppa. Lui la saluta, agita la mano verso di lei. E lei a sua volta risponde con cenni leggeri. Vede il marito farsi sempre più lontano e quando gli occhi non distinguono più i tratti del corpo, finché riesce, insegue con lo sguardo la nave che fugge e poi segue la vela che si agita sulla cima dell'albero, finché non vede più nulla e si getta sul letto. Quel letto, quella stanza rinnovano le lacrime e le ricordano
che è sola. E andiamo a Messina, protesta dei giovani messinesi per il clima. È un segnale forte quello che parte dalla popolazione studentesca, che spessissimo non è presa in considerazione da parte delle istituzioni. Noi siamo qui per dare un messaggio: voi la vostra vita l'avete vissuta, ora fateci vivere la nostra, permetteteci di vivere una vita felice, una vita rinnovata. Il mio intervento che ho fatto in piazza oggi trattava appunto delle energie rinnovabili. In Italia troppo spesso si sente parlare di petrolio e non di energie rinnovabili. Noi siamo in piazza per lanciare un segnale concreto quindi sulla salvaguardia dell'ambiente e anche sulla necessità di utilizzare le energie rinnovabili. Noi giovani siamo consci della nostra vita, di quello che verrà, e se non ci svegliamo sarà una vita pessima, una vita passata a combattere i fenomeni climatici, una vita in cui il petrolio finirà più in fretta. Le persone più anziane ovviamente non lo sentono questa responsabilità e questo pericolo, la loro vita l'hanno fatta. Se siamo qui in piazza è perché ci teniamo davvero. Fra 50 anni non sappiamo che vita vivremo e se potremo vivere ancora in questo pianeta. E vivere in questo pianeta soprattutto pensiamo che è un nostro diritto. Intanto i ragazzi hanno valori, sono forti e compatti, io sto vedendo una grande manifestazione. Noi come CGIL siamo sempre stati dalla parte della riconversione ambientale, della salvaguardia del territorio, della messa in sicurezza del territorio, perché la salvaguardia dell'ambiente è la priorità oggi in assoluto. Non si è creduto forse troppo di quello che siamo capaci noi giovani, della nostra forza, del nostro livello di intraprendenza, della nostra capacità in piccoli di cambiare le cose. Guardi, noi oggi in piazza siamo tantissime scuole, io sono rappresentante del liceo classico Mauro Ligo e per la prima volta la mia scuola, come gli altri anni, ma quest'anno c'è stata una partecipazione massiccia anche da parte delle altre scuole, quindi quando c'è da scendere in piazza, quando c'è da lottare, quando c'è da porsi vicino alla politica noi ci siamo, e quindi l'invito che vogliamo fare anche alla nuova amministrazione chiaramente è quello di stare il più vicino possibile a noi, di aiutarci in questo percorso insieme. L'arancia rossa di Sicilia va tutelata. Vediamo come. L'arancia rossa di Sicilia ha uno strumento in più per proteggere il prodotto dalle truffe e dalle contraffazioni. Si tratta dell'iscrizione al registro internazionale dei marchi. I mercati esteri sono un'opportunità irrinunciabile per i prodotti agroalimentari italiani d'eccellenza che da oltre un decennio vedono crescere le esportazioni sia verso l'Europa che verso i paesi extraeuropei. I produttori italiani e consorzi di tutela devono quindi dotarsi di strumenti e strategie di difesa dalle contraffazioni e dalle merci ingannevoli che possono erodere il fatturato dei prodotti originali o danneggiarne l'immagine. Con la registrazione internazionale del marchio arancia rossa di Sicilia, il prezioso frutto siciliano sarà ora protetto dalle contraffazioni anche in Canada, Giappone, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Federazione Russa. Ancora dunque un passo in avanti per la tutela dell'arancia rossa, un frutto sempre più riconosciuto e apprezzato anche sui mercati extraeuropei. Pausa adesso per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. All'Università Core di Enna saranno formati esperti in programmazione di servizi per il contrasto delle povertà educative e minorili. Grazie alla collaborazione tra l'Assessorato regionale alla famiglia e la Fondazione degli assistenti sociali di Sicilia, 50 i posti messi a bando. Le coffe siciliane a Milano con Patrizia Russo. Ascoltiamo l'intervista. Che esperienza è stata per te l'evento di moda Artisanal Evolution a Milano? Devo dire che è stato un evento che mi ha arricchito tantissimo, sia come persona che come nuova imprenditrice.
Artisanal Evolution è un evento che nasce grazie alla collaborazione fra Camera Showroom Milano e Confartigianato Moda. Praticamente i grandi showroom milanesi ospitano dei nuovi brand di artigiani made in Italy e li fanno esporre appunto nei loro showroom. Per me è stato, diciamo, un grande motivo di orgoglio perché sono stata selezionata per esporre nel grandissimo showroom Casile & Casile, dove appunto proprio il dottor Francesco Casile è il fondatore della Camera Showroom Milano. Le tue borse sono state particolarmente apprezzate. Quanto sei soddisfatta? Sì, le mie borse sono state veramente apprezzate e continuano ad esserlo perché la settimana della moda milanese ancora non è terminata. Per questo devo ringraziare il dottor Mauro Galligari, che è stato colui che mi ha prescelta. Fra tante richieste arrivate, è stato lui che ha detto Marinisa Beg sì, deve partecipare. E quindi per me è stato motivo di grande orgoglio e grande felicità. L'importanza, la presenza di Confartigianato di Agrigento per te per esporre a Milano, quanto è stato importante? Il mio più grande grazie deve essere rivolto alla Confartigianato di Agrigento e soprattutto al dottore Insalaco, perché grazie a loro, grazie a lui, ho potuto partecipare a questo grande evento di moda milanese che, dobbiamo dire, è stato il mio più grande sogno sin da bambina. E grazie a loro devo dire che ho coronato adesso almeno in parte il mio sogno. È tutto, grazie per la vostra attenzione e a tutti voi l'augurio di un buon fine settimana.